Riunire a Codroipo tutti coloro che hanno sfatto il CAR nel corso degli anni nella caserma di 29 ottobre è sicuramente stata un'occasione felice. Codroipo ha festeggiato il 95° anniversario di fondazione del suo gruppo Alpini. Migliaia di penne nere sono giunte nel capoluogo del Medio Friuli. L'occasione per il primo raduno di tutti coloro che negli anni della Naia hanno frequentato la caserma 29 ottobre 1917 durante il corso addestramento reclute, il famoso CAR, che apriva i primi 3 mesi di percorso durante la leva militare. Un fine settimana baciato dal sole e temperature miti. A nome della regione Friuli Venezia Giulia, l'assessore Riccardo Riccardi, figlio di ufficiale alpino e codroipese doc. L'esponente regionale ha sottolineato nel suo intervento il filo che unisce gli alpini con la comunità e i valori che hanno e continuano a trasmettere soprattutto nei momenti di difficoltà. Vediamo la grande partecipazione, baciata anche da una giornata molto bella, quindi per me è particolarmente importante. Io che sono cresciuto qui e sono figlio di questo luogo e sono figlio di un ufficiale degli alpini, quindi per me è come tornare a casa a interpretare i valori fondamentali che il mondo degli alpini garantisce in una società così complessa nei momenti di grande difficoltà. Tra l'altro con una importante adesione, quindi un pilastro fondamentale del sistema di protezione civile.